E allora abbiamo già i fichi d'India dentro il secchio e con il frullatore rifrulliamo. Questo passaggio è obbligatorio per frullarle, perché poi svelerò qual è il segreto perché lo faccio senza zucchero. Li facciamo frullare bene con tutti gli ossicini per quello che possiamo fare. Vedete? Si può fare pure a casa volendo, con un poco di tempo. Deve essere tutto omogeneo.